Dopo i primi 2 casi scoperti in Veneto di variante indiana, anche in Friuli Venezia Giulia ci si mette a caccia del pericoloso virus. Intanto continua la lotta agli operatori sanitari che non si sono ancora vaccinati. Corriere piene con orari impossibili e verifiche per recuperare i mesi di DAD. Gli studenti friulani rischiano di andare in tilt alla prima settimana di didattica al 70%. I rischi di contagio arrivano da fuori dalla scuola, dicono. Un operaio di 34 anni è morto nel pomeriggio dopo essere caduto dal tetto del supermercato Lidl di Viale Venezia a Udine. Stava eseguendo lavori di manutenzione. Approvata la delibera di revoca con i voti della maggioranza. Polemiche a seguito dell'astensione da parte dei consiglieri della Lega. Il sindaco Bullia non ha ancora fatto i conti con la storia. 4 friulani correranno al Giro d'Italia 2021, De Marchi, Cimolai, Fabbro e l'esordiente Venchiarutti. Ci sarà anche l'ex ciclista Pellizzotti, ora tecnico della Barriera. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Dopo i casi di variante indiana che sono stati riscontrati in Veneto, è alta l'attenzione anche in Friuli Venezia Giulia, dove è partito il tracciato delle persone che rientrano dal paese asiatico. Sono in corso accertamenti, in particolare sul caso di una persona rientrata appunto dall'India. Sono previsti tamponi prima e dopo l'arrivo e quarantene. E caccia alla variante indiana nella nostra regione dopo i 2 casi individuati ieri in Veneto. Per questo le aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia si stanno muovendo per effettuare il tracciamento delle persone di ritorno dal paese asiatico. Tutte le persone che stanno rientrando dall'India, che sono autorizzate a farle, faranno un tampone entro 48 ore prima di arrivare da noi in Italia, ne faranno un altro in aeroporto e poi una volta arrivati all'interno della regione saranno messi in isolamento per 10 giorni, alla fine della quale faranno un ulteriore tampone. L'azienda sanitaria di Pordenone ha deciso di fare un tampone molecolare in maniera tale che, se fosse positivo, verrà fatto subito la tipizzazione. In caso di positività è poi nei laboratori di Trieste che viene ricercata la nuova mutazione del Covid, al momento non ancora riscontrata in regione. Attualmente sono rientrate dall'India, abbiamo preso in carico 6 persone. Intanto le persone in arrivo dall'India devono immediatamente autosegnalarsi all'autorità sanitaria. Loro devono andare sul sito dell'azienda sanitaria, compilare il format e con quello poi vengono rintracciate, dove mettono praticamente il nome, il cognome, l'indirizzo e il numero di telefono per essere rintracciate. Come avete sentito, sono diverse le persone prese in carico dal servizio sanitario regionale. Troppo presto per parlare di casi sospetti di variante inglese, ma evidentemente l'attenzione rimane molto alta anche nella nostra regione. E intanto prosegue la lotta agli operatori della sanità che ancora non si sono vaccinati. Dalle aziende sanitarie, dopo gli elenchi forniti dalla Regione, sono partiti avvisi e richiami. Chi rifiuta rischia la sospensione o il demansionamento. Cresce la quota degli immunizzati, ma i ribelli restano. Ripercussioni in vista per gli operatori sanitari per i quali è stato individuato l'obbligo vaccinale ma ancora sprovvisti di copertura. Dai dipartimenti di prevenzione sono partiti indagini, richiami e avvisi per mettersi in regola, pena seri provvedimenti in ambito lavorativo come previsto dal decreto del 1° aprile. La Regione ci sta inviando progressivamente alcuni elenchi di soggetti che potenzialmente potrebbero avere l'obbligo vaccinale ma che non risultano vaccinati in base all'anagrafe vaccinale. Quindi il Dipartimento di Prevenzione sta ricevendo questi elenchi, li sta valutando e poi farà partire tempestivamente una serie di inviti. Sono soggetti che poi l'azienda dovrà attenzionare anche prevedendo poi degli adempimenti conseguenti che possono arrivare dopo ulteriori solleciti e inviti a sottoporsi alla vaccinazione, essendoci l'obbligo vaccinale a farlo e non avendo esimenti, anche fino alla sospensione o anche ad un demansionamento. Intanto, forse anche in seguito al timore di provvedimenti, sempre più medici, infermieri e OS stanno prenotando il vaccino. A livello macro io vedo che c'è una
innalzamento importante del tasso di copertura vaccinale, quindi i soggetti che non si sono vaccinati stanno diminuendo significativamente. In concomitanza con l'arrivo di nuove dosi di vaccino Pfizer e Moderna e per avvicinarci all'obiettivo delle 10.000 inoculazioni al giorno, dalla prossima settimana la Regione è pronta ad avviare 4 nuovi punti vaccinali a Ronchi dei Legionari, Cormons, Aurisina e Muggia. Le prenotazioni delle somministrazioni in questi centri inizieranno domani. A darne notizia il vicegovernatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Il 4 e 5 maggio sarà operativo il centro di Ronchi dei Legionari, allestito all'interno della palestra comunale. Dalle 8 alle 15 verranno inoculate le prime 354 dosi di Pfizer, seconde dosi previste il 25 e 26 maggio. Nelle stesse 2 giornate, ma ad Aurisina, con orario dalle 8 alle 14 nella palestra comunale EUSAI, saranno inoculate le prime 308 dosi di Moderna. In questo caso le seconde sono previste il 1 e 2 giugno. Il 6 maggio dalle 16 alle 20 e il 7 maggio dalle 15 alle 19 prenderanno il via le vaccinazioni a Cormons nell'area ambulatoriale del distretto Alto Isontino, utilizzando 204 prime dosi di Pfizer. In questo caso le seconde dosi sono programmate per il 27 e 28 maggio. A Muggia, sempre il 6 e 7 maggio, dalle 8 alle 14, vaccinazioni nella palestra Pacco. In questo caso 308 somministrazioni di Moderna. Le seconde dosi sono previste il 3 e 4 giugno. L'avvio dell'attività in questi centri, fa sapere Riccardi, risponde alla necessità di aumentare le postazioni disponibili in modo da anticipare il più possibile le somministrazioni alle categorie prioritarie, vale a dire gli over 80, i fragili e i caregiver. E calano ancora i ricoveri da Covid negli ospedali del Friuli Venezia Giulia. Quelli nelle terapie intensive oggi sono scesi a 32, sono calati anche quelli nelle aree mediche, oggi a quota 267. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 9, a cui si aggiunge una morte pregressa. Scendono le persone in isolamento, 7.745. Per quanto riguarda i contagi, oggi su 4.521 tamponi molecolari sono stati rilevati 121 casi, con una percentuale di positività del 2,68%. Sono inoltre 2.826 test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 65 casi, il 2,30%. E il governo sloveno ha comunicato che da domani saranno eliminati i punti di controllo ai confini con l'Italia e con l'Austria. L'allentamento delle misure deciso dalla Slovenia non incide tuttavia sulle regole che riguardano chi rientra in Italia da oltre confine. Chi dall'Italia va in Slovenia e rientra poi in patria ha l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico con esito negativo nelle 48 ore prima dell'arrivo in Italia. Ha inoltre l'obbligo di comunicare la propria presenza sul territorio italiano all'azienda sanitaria competente. Permane inoltre l'obbligo di quarantena per 5 giorni con ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento. Ed ora ci occupiamo del mondo della scuola, in particolare degli studenti delle scuole superiori, per iniziare a tracciare un bilancio di questi primi giorni che li hanno visti rientrare in aula al 70%. Lamentano più di qualche difficoltà, in particolare con i mezzi di trasporto, con gli orari d'ingresso, e poi segnalano la raffica di verifiche per recuperare quanto perso durante la DAD. Abbiamo raccolto alcune testimonianze. Corriere strapiene nonostante il distanziamento, troppo poche o in orari impossibili da rispettare, con studenti costretti a ore di attesa per tornare a casa. Allo stress della classe con verifiche e interrogazioni per recuperare i mesi di DAD si aggiunge anche quello esterno. Gli studenti friulani a un mese e mezzo dalla fine della scuola o dall'esame di maturità lanciano un grido d'allarme. So che in alcune zone proprio non hanno avuto un implemento di quella che è la necessità dei trasporti, quindi insomma è stata un po' difficile anche organizzarsi in tal senso. E quando noi usciamo da scuola, in centro studi, in via Leonardo da Vinci, abbiamo Malignani, Zanon e Marinelli. Potete facilmente immaginare che c'è un via
via di ragazzi che vanno, vengono, ci si incrocia, quindi lì è molto difficile, se non impossibile, attuare un contenimento e un distanziamento. Le corriere alla fine sono sempre quelle, non sono state aggiunte delle corse o delle corriere, quindi sono sicuramente più affollate. Non è possibile mantenere sempre la distanza e quindi sedersi in maniera alternata, un posto sì, un posto no. Per esempio partivo alle 9 la mattina e tornavo la sera a casa verso le 4. Se è martedì o ai rientri li facevamo dalle 17 alle 19. La richiesta da parte degli insegnanti è tanta di voti perché siamo a maggio. Io oggi ho fatto 4 verifiche e adesso ho un'interrogazione. Noi in particolare adesso siamo in quinta, dobbiamo preparare, parlo del mio caso, dobbiamo preparare gli elaborati, alzare un po' le materie per magari superare e arrivare alla fascia di crediti in su. Tutto questo non è facile avendo tutte queste verifiche, queste interrogazioni accumulate fra loro. In qualche altra scuola pare che le cose invece stiano procedendo con maggiore regolarità, così è al Liceo Scientifico Marinelli di Udine, dove gli studenti maggiormente sotto controllo, fa sapere il dirigente scolastico, sono quelli delle prime classi. Professor Stefanelle, qual è la situazione qui al Marinelli? Come stanno andando le cose? Non c'è nessuna richiesta di modificare quello che abbiamo fatto con grandi difficoltà, soprattutto il turno dalle 10 alle 3 è veramente pesante per gli insegnanti, è pesante per gli studenti ed è difficile da organizzare anche per quello che riguarda lo spuntino. Abbiamo individuato dei grossi problemi nelle prime, soprattutto nelle prime, perché le prime hanno fatto l'ultima parte della terza media a distanza e quest'anno è stato molto travagliato, non hanno vissuto il Marinelli come si viveva una volta. Per cui lì abbiamo molte preoccupazioni, soprattutto per il mancato, diciamo così, sviluppo ordinato della loro attività didattica ed educativa. La giornata è organizzata con 2 turni, uno dalle 8 all'1 e uno dalle 10 alle 15, no? Una serie di classi, un po' di più entrano la mattina, un po' di meno, insomma, comunque sempre mantenendo il complesso del 70% alle 10. Poi ci sono alcune classi che facevano la settimana corta, cioè quindi non avevano il sabato, che fanno anche dei rientri fino a ora tarda, quindi delle giornate più complete. E poi c'è la rotazione, non tutti fanno sempre lo stesso orario. Secondo lei meglio così oppure finire l'anno in DAD come tanti chiedevano? Penso che non ci sia un meglio o un peggio, bisogna vedere situazione per situazione. E intanto c'è chi guarda già a settembre, lo fa il Partito Democratico che avanza alcune proposte. Spesso veniamo accusati da minoranza di essere strumentali. Con un pizzico di anticipo rispetto a settembre chiediamo che la Regione faccia la sua parte e si faccia trovare pronta. Tante le proposte del Partito Democratico per il futuro della scuola, partendo dall'ascolto degli operatori, poi un dipartimento di prevenzione dedicato a seguire il tracciamento tra le varie classi, investimenti per aiutare gli istituti a completare la connessione a banda larga e supportare soprattutto quelli comprensivi costruendo impianti di depurazione dell'aria per palestre e mense, luoghi dove inevitabilmente si abbassano le mascherine. Non tutto si esaurisce con la pandemia, non tutto si esaurisce con le riaperture che ci sono state ieri, c'è da pensare a settembre che è dopodomani praticamente per quelli che sono i tempi della scuola e anche a pensare a una nuova scuola così come la pandemia ci ha fatto ritenere opportuno che sia. Esiste poi la gestione del presente che il PD boccia. Chiediamo di arrivare almeno pronti senza scusanti a settembre. E lo chiediamo con atti concreti, coinvolgendo da subito i dirigenti e gli operatori scolastici, che sono quelli che vivono concretamente il mondo della scuola ogni giorno, mettendo in campo da subito il potenziamento dei nostri trasporti e senza spezzettare gli orari di entrata, assumendo sia i temi dell'organico che non può essere ridotto in un momento in cui le fragilità aumenteranno e gli spazi devono essere aumentati e anche assumendo da subito la necessità di intervenire sulle nostre strutture scolastiche. Da un lato per un tracciamento dedicato agli studenti e alle loro famiglie, magari con tamponi rapidi dedicati e anche con un dipartimento di prevenzione dedicato, ma anche sugli edifici, in modo che gli edifici possano contenere classi più ampie evitando classi pollaio. Non solo al futuro ma anche al presente guardano i titolari di bar e ristoranti che hanno ripreso la loro attività con non poche difficoltà. Nonostante il tempo non ideale, più di qualche avventore ha voluto provare l'ebbrezza comunque di sedersi ai tavolini. È un segno comunque di ripartenza, ci hanno raccontato.
Piazza San Giacomo a Udine. Siamo andati a vedere se effettivamente gli udinesi si siedono fuori, riprendono le antiche usanze. Ancora c'è una sorta di titubanza, però i pochi che abbiamo trovato, nella maggior parte dei casi, dicono questa è una sorta di un piccolo ritorno alla normalità. Giornata un po' fredda, ma come si sta fuori? No, si sta bene. Devo dire, se c'è il sole sarebbe anche meglio. Però non è male essere tornati un po' quasi a prima. Alla fine sì, un ritorno alla normalità, siamo usciti dopo scuola e niente, come si faceva prima di tutto il Covid. Sì, sicuramente sì, un ritorno alla normalità, non c'è ancora molta gente veramente, ma sì, sicuramente un bel ritorno alla normalità. No, che comunque non è normalità, non poter entrare nel bar e mangiare seduti al tavolo. Siamo comunque in aprile, fa freddo fuori, ci mangiamo comunque, anche qua fuori. Ed ora la cronaca con una tragedia che si è verificata nel pomeriggio nel capoluogo friulano. Un operaio di 34 anni è morto in seguito ad un infortunio sul lavoro, è caduto dal tetto del supermercato Lidl di Viale Venezia a Udine. Il giovane di nazionalità kosovara stava eseguendo dei lavori di manutenzione quando attorno alle 16 avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra da un'altezza di circa 5 metri. È rovinato al suolo morendo sul colpo per le gravissime ferite riportate. Inutili purtroppo per lui i soccorsi. Sul posto sono giunti il personale medico della Sores, i vigili del fuoco, gli ispettori dell'azienda sanitaria che dovranno accertare le cause dell'incidente e il rispetto delle misure di sicurezza. L'area in cui si è verificato l'infortunio è stata posta sotto sequestro. Siamo alla pagina economica, il territorio si lascia alle spalle un anno nero con il PIL regionale in caduta di circa il 9%, ma ci sono aziende che hanno saputo non solo resistere ma anche innovarsi. Questa è la fotografia emersa oggi nell'evento Top 500 a Pordenone. Nonostante la pandemia ci sono aziende che non hanno mollato, si sono reinventate e hanno continuato a trainare l'economia, anche se il 2020 è stato nero. Per il Friuli Venezia Giulia, i dati elaborati da Prometeia e Ufficio Studi PwC stimano nel 2020 una contrazione del PIL pari al 9,3%, leggermente peggiore della media nazionale, ma si attende un netto recupero nell'anno in corso con un più 5,1%. Questa è la fotografia emersa da Top 500, evento promosso dal gruppo GEDI in collaborazione con Fondazione Nord-Est e Confindustria al Teatro Verdi di Pordenone. In un evento digitale è andata in scena la prima tappa, seguita domani da Trieste e giovedì da Udine. Le grandi aziende hanno dimostrato un buon livello di resilienza anche perché avevano delle strutture organizzative, delle strutture costi, quindi delle spalle più grosse. Le aziende più piccole, soprattutto in alcuni settori, hanno dimostrato un elevato livello di inventiva. In questo momento devono fare sistema, devono sfruttare gli incentivi e gli investimenti che ci saranno a disposizione grazie al piano di resistenza e di resilienza a livello nazionale, non devono pensare a riconquistare lo status quo ma devono pensare ad uscire dalla pandemia. Per Pordenone in calo il PIL 9,4%, i consumi dell'11% e l'occupazione dell'8,3%, ma le proiezioni vedono il segno più nei tre settori per il 2021 tra il 3 e il 5%. Siamo davanti a cambiamenti epocali nel segno del digitale, dell'economia sostenibile e noi dobbiamo incrociare con una serie di attività tutti questi fenomeni per rendere ancora più forte il nostro tessuto industriale. Dopo un mese di audizioni e confronti, il Consiglio regionale è arrivato alla sintesi. L'Aula si è espressa compatta sulle 6 linee di intervento per l'impiego dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Approvata oggi all'unanimità dal Consiglio regionale la risoluzione che definisce le 6 aree di intervento su cui indirizzare i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: sistema territoriale, filiere produttive, accelerazione tecnologica, transizione verde, turismo e salute. Dagli obiettivi e delle priorità dettate dai diversi gruppi politici, la Giunta dovrà impegnarsi a tenere conto. Il lavoro di sintesi è giunto a compimento dopo un mese di audizioni e confronti al tavolo per la terza ripartenza. Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia ha approvato un'importante risoluzione per giocare un ruolo da attore principale nell'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Consiglio regionale dovrà vigilare nel futuro perché poi questi fondi siano realmente utilizzati a vantaggio della comunità regionale. Il contributo di Fratelli d'Italia sicuramente va nelle direzioni rivolte alla sanità, alla scuola, all'infrastrutturazione. Ciò che ci interessa è ciò che va in prospettiva per la nostra regione sia a livello di infrastrutturazione, di investimenti per il futuro e quindi per la costruzione di una regione Friuli Venezia Giulia sempre più al passo con i temi dell'Europa. Uno sforzo corale che come tale va apprezzato, abbiamo condiviso molti contenuti, importante il richiamo che abbiamo sollecitato alla sanità pubblica. Direi che questo metodo deve continuare in sede di programmazione dei fondi europei, definendo le priorità. Una risoluzione storica, quella che abbiamo votato con parere favorevole oggi, perché pone importanti punti di ripartenza. Come gruppo cittadini abbiamo portato 2 temi importanti, il lavoro e la salute. Una risoluzione importante, approvata all'unanimità dall'Aula. Uno dei focus per noi centrali è stato inserire il tema della sostenibilità ambientale. C'è stato un lavoro di squadra che porterà a gettare le basi per un futuro per questa regione. Noi siamo convinti che questo sia il metodo giusto, vi sarà un continuo dialogo con il Consiglio regionale da parte della Giunta per fare in modo che si creino le condizioni per una crescita che ovviamente stenta ad arrivare da troppi anni e ora è l'ultima occasione giusta e possibile. La Regione sta valutando di dismettere la propria quota di partecipazione in banca Mediocredito. Il percorso si compirà qualora ve ne fossero i presupposti economici e giuridici. Così l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli in merito all'emendamento di iniziativa dell'esecutivo che introduce al disegno di legge 130 multisettoriale l'articolo 3 bis inerente banca Mediocredito FVG. L'emendamento è stato approvato, si è astenuto il Partito Democratico. La norma predisposta autorizza l'amministrazione regionale a dismettere la quota posseduta in banca Mediocredito pari al 47% del capitale, aprendo così alla possibilità di un'acquisizione anche della quota regionale da parte del gruppo ICREA, attuale socio di maggioranza con il 51% delle quote, che ha formalizzato una manifestazione di interesse. Intanto oggi la Giunta per le nomine del Consiglio regionale, presieduta da Piero Mauro Zanin, ha espresso parere favorevole a maggioranza alla conferma di Edgardo Fattora, presidente di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia. A Udine i giovani di 40 anni fa si chiedono cosa si nasconde nei sotterranei di Palazzo Daronco, che un tempo ospitava un locale di intrattenimento. Oggi gli amministratori del comune intendono utilizzare quegli spazi per l'archivio dopo averli ristrutturati e messi a norma. Nuova vita agli scantinati di Palazzo Daronco, qualche decennio fa anche sede di un locale di intrattenimento per i giovani. La Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità dei lavori di ristrutturazione. La parte edile verrà rifatta completamente, anche i pavimenti, perché ovviamente sono rimasti quelli che erano un tempo, per poterli adibire a luogo di, che può essere archivio, che può essere utilizzato in varie maniere, non certamente come uffici pubblici perché siamo nei sotterranei. Però verranno rifatti completamente gli impianti idrotermico-sanitari, verranno fatti gli impianti di sicurezza e soprattutto verranno rifatti completamente gli impianti antincendio, che sono in questa fase, in questo periodo molto importanti. Hanno un loro costo, infatti il costo complessivo dell'opera si aggira sui 350.000 euro. In città intanto continuano i lavori d'asfaltatura e di messa in sicurezza di diverse strade poste in zone nodali della cintura udinese.
Potrebbe ripartire questo fine settimana Udine sotto le stelle, iniziativa volta ad aiutare le attività del centro città attraverso la pedonalizzazione di diverse vie del centro storico. Al momento ci sono due incognite, la prima è legata inevitabilmente al meteo, la seconda alla sicurezza. L'intenzione del comune sarebbe quella di partire già dal 1° maggio, giorno della festa dei lavoratori, ma saranno da attendere le indicazioni che giungeranno dal Comitato di Ordine Pubblico per avere il via libera alla manifestazione. Domani ne sapremo di più, ci conferma l'assessore comunale agli eventi Maurizio Franz, ma è intenzione della giunta comunale partire il prima possibile, anche se gradualmente, estendendo di volta in volta la chiusura delle strade sulla falsa riga di quanto avvenuto lo scorso anno. All'incontro di domani, previsto in tarda mattinata, parteciperà l'assessore comunale Alessandro Ciani. Al vaglio ci saranno sicuramente decisioni quali i varchi anti-assembramento e le misure anti-movida. E intanto è braccio di ferro tra Comune di Udine e Soprintendenza per il restauro della Statua della Giustizia di Piazza Libertà. La Giunta Comunale di Udine ha dato incarico all'Avvocatura di Palazzo d'Aronco di predisporre i documenti necessari al ricorso al TAR di Trieste contro la bocciatura da parte della Soprintendenza del progetto di recupero della Statua della Giustizia di Piazza Libertà, che rientra in un piano complessivo di restauro sostenuto da privati tramite arte bonus e che comprende anche l'Arco Bollani. La contestazione della Soprintendenza riguarda esclusivamente la proposta di doratura della statua. Non intendo accettare questo giudizio negativo, afferma il sindaco Pietro Fontanini, il quale sostiene di avere le prove che in origine il manufatto era composto da parti dorate. Se nel 1654 la statua aveva queste caratteristiche, conclude Fontanini, non vedo perché oggi si debba andare contro la storia. Non capiamo le motivazioni della soprintendenza, tanto più che abbiamo a disposizione tutta la documentazione storica necessaria. Per questo motivo siamo decisi ad andare fino in fondo e a risolvere la questione. Io non mi fermo, conclude il sindaco. Ieri sera il Consiglio Comunale di Udine ha approvato all'unanimità, con l'astensione dei consiglieri di Fratelli d'Italia, il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente trentenne dell'Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto. La delibera depositata dal Partito Democratico ha trovato il consenso dell'Aula e il favore dello stesso primo cittadino. Come sindaco di Udine ritengo sia nostro dovere, ha spiegato Fontanini, esprimere a Zaki la nostra solidarietà e condannare un governo illiberale come quello egiziano, anche per onorare la memoria del nostro Giulio Regeni. E il comune di Turiaco invece ha definitivamente revocato la cittadinanza onoraria tributata 97 anni fa a Benito Mussolini. Polemica a seguito dell'astensione da parte dei consiglieri della Lega. Con un atto considerato simbolico, dopo quasi 97 anni, il comune di Turiaco ieri sera ha revocato ufficialmente la cittadinanza onoraria che l'amministrazione isontina conferì il 16 maggio del 1924 a Benito Mussolini. Secondo il sindaco Enrico Bulian, finalmente giustizia è stata fatta. Quello che abbiamo fatto con i voti della maggioranza è riscattare il Consiglio Comunale rispetto a quella brutta figura che risaliva al lontano 1924. Sarà pur un gesto simbolico, ma un atto che dedichiamo alle nuove generazioni che crescano con i valori della resistenza, dell'antifascismo e dell'adesione alla Costituzione repubblicana e democratica. La delibera di revoca è passata con i 9 voti favorevoli dei due gruppi di maggioranza, astenuti invece i consiglieri della Lega che inaspettatamente hanno abbandonato la riunione online al momento della votazione. Un gesto che il primo cittadino non ha affatto apprezzato, in quanto il testo del provvedimento era stato volutamente preparato in maniera asciutta e difficilmente non condivisibile. Il gruppo della Lega che è all'opposizione ha preferito abbandonare la seduta, dimostrando grande ignavia e dimostrando di non aver fatto i conti con la storia e dimostrando che questo continua a essere un nervo scoperto per tutta l'area sovranista. Dopo quasi 10 anni d'attività, l'azienda agricola Chelumaca ha creato il marchio Chiocciole di Colloredo per contraddistinguere il genuino prodotto del Friuli Collinare. L'azienda ha sempre avuto un forte legame con il territorio che viene rimarcato anche dal nuovo logo. Dopo aver ricevuto il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia per la sostenibilità ed essere stata più volte menzionata come esempio di economia circolare,
L'azienda che lumaca intraprende ancora una volta la strada della territorialità, percorso iniziato diversi anni fa. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con le news sportive. In primo piano la partecipazione di atleti del Friuli Venezia Giulia al Giro d'Italia, una corsa rosa che si fa sempre più friulana. E dopo le news sportive, immancabile appuntamento con le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.